semplicemente perché potessi avvantaggiare del loro contributo nel parlare di questo libro, di Nino Caros, che probabilmente sono una delle pochissime persone che non l'ha conosciuto. Lo dico subito, non l'ho conosciuto perché quando lui era iniziato a essere protagonista della vicenda politica in Sardegna, era ancora al liceo e colpevolmente lontano dalla politica. Poi da diversi anni che mi sono trasferito a Milano, sono stato lontano troppo tempo quando sono rientrato. E quando sono rientrato prima a caso quasi non c'era più perché non ho avuto modo di conoscere che l'impegno di politica è tanto. Però di Nino Caros ho sentito spesso parlare, per cui al di là di quello che la lista che magari con certamente questa lacuna Mario Brigati compila, in realtà innanzitutto la figura di un politico che contribuisce a non vergognarsi di essere politici. Innanzitutto la figura di un politico quindi di talento, di competente, che ha posto al centro del suo impegno il bene comune, non un interesse di parte. Questo è certamente rimasto. E sono sicuro che, sentendo le cose di oggi, che anche laddove in certe voci non riconosciamo l'origine, laddove di certi pensieri non siamo capaci di cogliere la provenienza, in realtà molti di noi nel concreto oggi viviamo di quell'esperienza, di quelle elaborazioni, di quei pensieri, di quelle parole mille volte dette, che poi sono arrivate fino a noi, che oggi noi ci intossichiamo anche inconsapevolmente. Partecipo alla presentazione di questo libro, e effettivamente qualche volta sono stato invitato. L'ho detto quindi, mi ha fatto piacere venire a parlare di politica, così come mi fa piacere poterne parlare in tutte le occasioni in cui è possibile. Magari forse sarete stato più vicino alle cose che maggiormente so, parlare attorno al libro in cui sono riportati i suoi interventi in consiglio regionale, ma mi è toccato questo e lo faccio lo stesso, molto volentieri. Lo faccio molto volentieri innanzitutto per una cosa che ho sentito anche ieri, che un buon maestro può valere più di un'intera biblioteca, e cioè i libri sono importanti, sono importantissimi anche i luoghi in cui si raccolgono, ma sono altrettanto importanti, forse persino di più, le persone che vanno in giro a parlare di questi libri, le persone che si confrontano in mezzo alle strade con gli interessi delle persone, che si fanno voce e testimoni delle cose di cui questi libri trattano. E di questo c'è molto bisogno oggi, c'è molto bisogno in un momento in cui abbiamo perso il senso dell'impegno politico, in cui abbiamo perso il senso dello stare insieme, in cui abbiamo perso il senso di un progetto, non solo per ciascuno di noi, individuale, ma di un progetto comune. Stamattina sono arrivato un po' presto, ma un signore mi ha offerto un caffè e mi ha detto: io sono apolitico, era un imprenditore importante anche, capito, simpatico anche. Io sono apolitico, parlo con tutti, faccio il mio lavoro. Credo che noi sappiamo che non si possa essere al mondo ed essere apolitici, non si possa vivere nella propria famiglia ed essere apolitici, non si possa condurre la propria vita ed essere apolitici, non possiamo vivere da soli, dobbiamo vivere in mezzo agli altri. E capiamo anche che la qualità della nostra vita, oltre a quello che riusciamo a accumulare, credo che dipenda molto dalla qualità delle relazioni che viviamo, delle relazioni che possiamo dire di aver accumulato nella nostra vita. Certamente Nino Caros ha accumulato molte relazioni, i libri che si continuano a pubblicare su di lui, il convegno che fate anche oggi, mostra questa ricchezza di qualità di relazioni vissute e di lavoro fatto per gli altri. Dentro questa traccia mi piace vivere la mia vita oggi e il mio impegno, un po' nel lavoro, un po' nella politica, così come ci è dato di vivere, secondo le circostanze, secondo le capacità. Sentendo le cose che ho sentito oggi, mi sembra di potermi riconoscere. A me è capitato di vivere un'altra stagione in Sardegna, non in Parlamento, e qualche anno più in Calabria. Devo dire che però il 2000-2004 in Sardegna sono stati gli anni 70 in Italia. E i problemi serissimi del bilancio che lo
lo Stato, quindi il Parlamento, la Commissione, Nino Caros, Giorgio Maciotta, Cino Pomicino hanno dovuto iniziare a affrontare negli anni '80 problemi serissimi, importanti, di cui si comprendeva la gravità di minare le basi appunto dello Stato. Noi l'abbiamo vissuti nel 2004. Tutto è accaduto molto in fretta. Dal 2000 al 2004 il debito della nostra regione si è moltiplicato per 10. Fatto grave. È passato da 300 milioni di euro a oltre 3 miliardi di euro, con un onere per le casse della regione enorme. Difficile da gestire. Ugualmente non sono molto lontani i numeri. Stamattina ho letto la prefazione di Giorgio Maciotta che il padre mi chiamava stamattina. Nel bilancio dello Stato circa 350 miliardi di lire, allora circa 180 provenivano da gettito fiscale, quindi erano soldi che effettivamente si potevano spendere. Un altro tanto, quasi, circa 150, un po' di meno, venivano invece dal nuovo debito, e cioè soldi che non si sarebbero potuti spendere o che comunque si spendevano sapendo che qualcun altro dopo sarebbe stato chiamato a pagare. E da qui la crescita del debito pubblico da alcuni decimali fino a superare il 100%, poi lo sforzo di raggiungere, di agguantare l'Europa, come si diceva fino agli anni 90, e oggi per la prima volta forse raggiungiamo il nostro record storico, il 120% del PIL che non siamo stati raggiunti. In Sardegna andavamo nella stessa maniera, e persino in maniera più accelerata, da 300 a 3 miliardi di euro di debito oneroso, e con un bilancio che progressivamente, in maniera accelerata, sempre più faceva nuovi debiti e sempre più trasferiva agli altri una quota rilevante delle proprie spese, ad altri che avrebbero dovuto pagare l'ultimo bilancio, quello per il 2004, che venne fatto da quella legislatura, con il presidente Masa, Cappellacci, assessore al bilancio e informazione, su un bilancio di circa poco più di 4 miliardi di euro, prevedeva una copertura con 1 miliardo e 250 milioni di euro di debito, quindi oltre il 30% del bilancio era fatto non da risorse finanziarie proprie, ma da debiti che qualcun altro avrebbe dovuto pagare nel futuro. Era evidentemente una situazione insostenibile, era una situazione poi in un livello dello Stato diverso da quello centrale, quindi con alcuni limiti, con diversi limiti in più. Era una situazione che era proprio già arrivata alla fine, che c'era un limite comunque all'indebitamento che con la regione a statuto speciale non potevamo superare, e quel limite di fatto con un altro bilancio simile su quel limite ci saremmo andati a infrangere. Quella era la Sardegna dell'epoca, e mentre Giorgio Maciotta dice che questa, può dire di sé, questa complicazione, questa turbolenza del bilancio dello Stato in quegli anni veniva a fronte di grandi cambiamenti, grandi conquiste, di cui è valso la pena pagare anche lo sconto, come statuto dei lavoratori, il diritto della sanità pubblica, la scuola media e quindi il superamento dell'avviamento e quindi il liceo aperto a tutti, quindi grandi investimenti nell'istruzione. I motivi di quella crescita del debito pubblico in Sardegna invece mi erano noti e ancora mi sono noti, e nulla di rilevante venne fatto in quel periodo che potesse giustificare quell'aggravarsi così repentino di quella situazione. Quindi in effetti anche a me, insieme alla maggioranza e alla giunta regionale dell'epoca, è capitato di fronteggiare una situazione di gravissima crisi, di necessità di totale ripensamento. Fu soprattutto con l'assessore regionale dell'epoca, Francesco, figlio di quell'Antonio Quiglio, citato come l'edito dei Chiusa, a cui Nino Caros spesso lo esprimeva, che
prendemmo una decisione simile a quella di cui ho sentito parlare anche oggi. Beh, insomma, il bilancio non è semplicemente la casella postale di tutte le necessità e di tutte le richieste. Il bilancio non è necessariamente una somma che facciamo alla fine di tutte le volontà e le velleità che vengono portate alla politica, ma il bilancio è innanzitutto un saldo su cui ci possiamo impegnare, da cui non dobbiamo trascendere. C'è un vincolo per fare i bilanci che deve essere richiamato e da cui partire. Per cui facciamo il primo bilancio del 2005 con un vincolo, che era quello di dimezzare il disavanzo, che ancora di un po' da cavallo. Venivamo accusati di essere una giunta di sanguinari, venivamo accusati di qualunque cosa. Però semplicemente non si poteva andare avanti a quel livello. Su 4 miliardi fare un altro miliardi e 200 milioni di euro, autorizzare nuovi mutui per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro dopo averli dedupplicati nel giro di 4-5 anni. Il disavanzo del 2005 fu di 600 milioni, quello del 2006 fu di 160, quello del 2007 fu 0, fu in equilibrio. Questo, facendo quello che occorre fare, ogni tanto occorre fare una sprondata e andare a vedere se per caso non stiamo sciupando le soldi, se per caso non le stiamo sprecando. E credo che quella sprondata è stata fatta, e credo che la qualità del bilancio della regione sia stato migliorato negli anni. Ma un'altra parte rilevante dell'impegno di quegli anni fu l'impegno di cui anche oggi ho sentito parlare, di provare a mettere assieme la programmazione della spesa con la programmazione delle entrate, con la necessità di equilibrare il prelievo fiscale e, se possibile, avvicinare il prelievo fiscale al momento in cui poi le spese vengono esercitate. Una delle difficoltà, ricordava Giorgio Macciotto, dell'epoca era che nel momento in cui nascevano le regioni si è portato avanti il decentramento delle decisioni della spesa, ma